Buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento quotidiano con Focus TG. Anche oggi tante notizie di cronaca, di attualità, poi tutti i nostri approfondimenti, in una domenica contrassegnata dalla chiamata alle urne. Oggi si vota sia per le elezioni amministrative in tanti comuni del Veneto, sia per il referendum sulla giustizia, ma ne parleremo più avanti nel corso del nostro TG, perché come d'abitudine iniziamo subito con la cronaca. Ebbene, dopo 3 giorni di ricerche, ieri c'è stato il tragico epilogo. È stato ritrovato l'elicottero disperso sull'Appennino tosco-emiliano diretto a Resana. Finite dunque le speranze per tutte e 7 le persone a bordo, compreso il pilota padovano 33enne. È un momento di grande dolore, riviviamo le fasi insomma e gli ultimi aggiornamenti di questo drammatico incidente nel prossimo servizio. Sono da poco passate le 11 quando uomini e mezzi si concentrano sul Monte Cusna, cima dell'Appennino reggiano. È qui che poco prima il velivolo della Guardia di Finanza individua un cratere tra la fitta vegetazione. Escursionisti parlano di detriti sparsi. Con il passare dei minuti il quadro si chiarisce in tutta la sua drammaticità. È l'elicottero scomparso dai radar nella tarda mattinata di giovedì, impegnato a fare la spola tra la Toscana e la ditta Rotocart di Resana nel Trevigiano per un evento aziendale. A bordo 6 clienti stranieri, 4 manager turchi e 2 libanesi. Il pilota è Corrado Levorin, 33enne padovano di Polverara. Man mano che i soccorritori confluiscono in zona si azzerano le speranze. Inizialmente vengono trovati 5 corpi esanimi, 2 i dispersi, poi il bilancio si fa definitivo. I passeggeri del volo sono tutti morti. La notizia rimbalza anche sulle televisioni medio orientali. A Polverara, dove vivono i genitori di Levorin, Graziano e Grazia, cala il gelo. È il momento del dolore, dicono senza aggiungere altro. Anche dalla società Avio tiene, quell'elicottero rosso scuro era uno dei loro simboli. Levorin, un dipendente scrupoloso, fino a un anno fa collaboratore alla ala salese di Santa Maria di Sala. Qui lo conoscevano in tanti, allievi diventati con il tempo anche amici. Veramente il sentimento comune di grande prostrazione, di grande dispiacere, perché ci tocca dal vivo, non soltanto perché è una persona che conoscevamo, ma anche perché è una persona che è mancata facendo quello che noi facciamo spesso, quindi in questa nostra passione. Ma la traiettoria del cordoglio unisce tanti punti del Veneto. Siamo costernati e senza parole. Le speranze sono purtroppo finite. Le parole di Giuliano Gelain, titolare della Rotocart di Resana. Doveva essere un momento di gioia, è diventato di dolore. Di certo restano tantissimi punti da chiarire. I carabinieri di Lucca, provincia dalla quale si è alzato l'elicottero, hanno iniziato i primi accertamenti sentendo i vari responsabili degli aeroclub coinvolti. Da chiarire il mancato funzionamento dell'Emergency Locator Transmitter, una sorta di scatola nera che trasmette in caso di impatto la localizzazione. Sono stati richiesti piano di volo e tracciati radar. La stessa Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha aperto un'inchiesta, mentre sarebbe stato acquisito anche il video che uno dei passeggeri avrebbe inviato al figlio e che racconterebbe di una violenta tempesta proprio prima dello schianto. Ogni elemento al momento è utile per un'indagine che si preannuncia complicata. Altra cosa gli ricordo, quello di Levorin, incancellabile. Come persona era un ragazzo splendido, io me lo ricordo come un ragazzo molto umano, molto semplice, umile, amichevole, aveva sempre la battuta pronta, ma in senso buono, in senso amichevole. Era un ragazzo anche quasi affettuoso. Le fotografie che circolano in questi giorni con questo sorriso veramente molto simpatico e generoso descrivono proprio la sua personalità di un ragazzo buono, ecco, di un ragazzo buono. Continuiamo con la cronaca, parliamo del femminicidio a Fossalta di Portogruaro. Lorena è stata soffocata sul letto, l'ipotesi più accreditata un raptus di gelosia. In queste ore sarà conferito l'incarico per l'autopsia sui corpi dei 2 coniugi.
Lorena Puppo si era coricata a letto, forse per riposare. La certezza è che Giuseppe Santarosa si è avvicinato e l'ha soffocata con un cuscino. I carabinieri stanno cercando di ricostruire minuto per minuto la tragedia che si è consumata ieri tra le 14 e le 15 in una casetta a 2 piani in via Roma Fossalta di Portogruaro. Un delitto d'impeto, forse provocato da un raptus di gelosia. Il 55enne vigilante alla San Marco Gas, prima di togliersi la vita tagliandosi la gola con un taglierino, ha chiamato la nipote con la quale lui e la moglie avevano un rapporto stretto. Poche parole, vieni qui, ho fatto uno sbaglio. E poi la cronaca di un dramma che nessuno si aspettava potesse accadere. I 2 corpi, lei sul letto, lui a terra nella stessa camera. Il sostituto procuratore che coordina le indagini, Marco Faione, in queste ore affiderà l'incarico per l'esame autoptico sui 2 corpi. Un gesto che i familiari definiscono inspiegabile. La mattina i coniugi erano andati assieme a fare la spesa, poi l'epilogo tragico dopo pranzo. Ieri sono arrivati i familiari, sconcertato il nipote Ivan. Non ti sei fatto un'idea venendo qua? No, non ci credo ancora. Non riesce a darsi pace il datore di lavoro di Lorena che l'aveva vista solo qualche ora prima. Come che mi fosse caduto il mondo addosso. Impensabile. Era tranquilla? Tutti e 2 si amavano, non so cosa può essere successo. Non si capacita il collega di lavoro di Giuseppe. Non l'ho vista, ero tranquillo. Mi dispiace anche che non doveva fare questi gesti qua. Tranquillo, non gli ha mai detto che aveva un problema? Evidente, no, sono andato a trovarlo e lui faceva un doppio lavoro, faceva il meccanico anche. Faceva anche il meccanico? Meccanico, sì. Dove, sempre qua nella zona? A San Giorgio, a Tagliamento. Ma l'ho visto sorridente, abbiamo parlato un pochettino e poi sono andato via. Le indagini del nucleo investigativo dei Carabinieri di Venezia dovranno dare una risposta alle domande che in paesi tutti si fanno. Perché? Una coppia schiva, dicono, ma mai un litigio, almeno questo, fuori dalle mura domestiche. Io posso dire 2 persone calme, tranquille, di una certa serenità che anche mai, per noi... E mai le avete sentite litigare? O... No. Erano persone che stavano molto nel loro, tutto lì, tutto qua. Cose brutte in paesi piccoli che succede anche questo, soprattutto dopo i 2 anni in cui siamo stati catapultati tutti, no? Il paese è sotto shock, la casa è sotto sequestro e le salme dei 2 coniugi si trovano nell'obitorio dell'ospedale di Portogruaro a disposizione dell'autorità giudiziaria. E adesso ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, ma torniamo subito perché la pagina di cronaca è davvero ampia e poi insomma spazio all'attualità e a tante altre notizie. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, lo saremo fino alle 13, sono le 12:15 adesso, noi continuiamo con la cronaca che ci porta in provincia di Belluno, sarà l'esame del DNA domani ad accertare l'identità della persona trovata carbonizzata ieri in un camper ad Auronzo di Cadore, potrebbe trattarsi di un 50enne di Marcon. Forse ieri sera qui si era acceso un piccolo fuoco. Tutto quello che rimane oggi, purtroppo, è quello che vedete. I vigili del fuoco dei distaccamenti di Santo Stefano sono intervenuti questa mattina per l'incendio di un camper parcheggiato in località miniera sopra Somprade, una frazione di Auronzo, a ridosso della strada regionale 48 delle Dolomiti. Purtroppo all'interno del veicolo c'era una persona morta carbonizzata, probabilmente un uomo, anche se ci sono tracce femminili come una scarpa piuttosto che un telaio di bicicletta. Il camper è andato completamente distrutto. Ciò che si decifra tra targa e numero di telaio ha portato a sospettare si possa trattare di un 50enne di Marcon, in provincia di Venezia, che aveva un'ex moglie e una figlia con le quali però non aveva più rapporti. Non è nemmeno da escludere che la vittima ormai vivesse stabilmente nel furgone andato distrutto. L'ultima parola sull'identità della persona deceduta spetterà all'esame del DNA disposto per lunedì dalla Procura di Belluno. L'intera area è stata posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria. Le fiamme potrebbero essere divampate per un cortocircuito dell'impianto elettrico, come a causa di una stufa, piuttosto che per il mozzicone di una sigaretta.
Si può solo sperare che l'uomo sia aspirato, tramortito dal fumo, prima che le fiamme distruggessero tutto. Un cicloamatore di 71 anni, Luigi Zampini di Bussolengo, in provincia di Verona, è morto sabato pomeriggio mentre gareggiava in una competizione nazionale per corridori amatori in provincia di Padova. L'uomo è stato colpito da un infarto al termine di una salita, è stato assistito dal personale sanitario presente sul percorso, è intervenuto anche l'elicottero del 118, ma dopo varie manovre di soccorso il corridore purtroppo non ce l'ha fatta. Noi continuiamo con la cronaca, ci spostiamo adesso a Vicenza, dove è stato utilizzato per la prima volta il taser. Un uomo minaccia di morte la compagna e reagisce in maniera violenta all'arrivo della polizia. Ed ecco che è scattato l'uso appunto del taser. Vediamo. Follia urbana. Vicenza, via Torino. Sono le 9:30 di sera quando un uomo sta urlando e prendendo a calci una macchina. All'interno, rifugiata nell'abitacolo, una donna e sul sedile posteriore un bambino. Qualcuno chiama il 113, 2 pattuglie delle volanti della questura piombano sul posto e trovano l'uomo, un tunisino quarantenne, su tutte le furie. Alla vista degli agenti però, invece di calmarsi, continua con foga a forzare il montante della portiera per infilarsi nella macchina dove la donna e il piccolo figlio sono rifugiati. Gli agenti provano a fermarlo, ma l'immigrato rivolge ai poliziotti minacce di morte, nonostante i ripetuti richiami. Cosa potrebbe succedere se effettivamente quell'uomo riuscisse a entrare in macchina? È furibondo, non demorde. Temendo per l'incolumità della donna e del piccolo, gli agenti a quel punto si sentono costretti a procedere con l'estrazione del taser in dotazione da 18 giorni, dal 23 maggio. Il protocollo viene eseguito con grande attenzione dai poliziotti che puntano verso lo straniero azionando l'arco voltaico. Viene intimato più volte all'aggressore di fermarsi, ma senza risultati. A quel punto il capo pattuglia si vede costretto a utilizzare il taser per la prima volta a Vicenza, esplodendo un colpo nella direzione del nordafricano. I dardi elettrici che ne fuoriescono inibiscono all'istante i suoi movimenti e, cadendo a terra senza possibilità di muoversi e di reagire, viene ammanettato. Portato in questura, non pago di quanto era successo fino a quel momento, il magrebino ha cominciato a inveire anche nei confronti degli operatori sanitari del 118 con minacce e sputi. L'uomo, 42 anni, regolare in Italia, viene arrestato per minacce e resistenza pubblico ufficiale e per minacce aggravate nei confronti dell'ex compagna che formalizza denuncia penale. Al termine del fotosegnalamento, il tunisino è stato portato nella casa circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il taser, utilizzato per la prima volta in provincia di Vicenza, è stato efficace. E adesso torniamo a parlare dell'attentato al K3 di Villorba, sede della Lega. Nel prossimo servizio tutti gli ultimi aggiornamenti. Prima il presidio davanti al tribunale, poi il corteo non autorizzato che ha bloccato il PUT per lunghi minuti per protestare contro la richiesta di condanna avanzata dalla procura, quasi 30 anni di carcere, tanto da dover essere dispersi dalle forze dell'ordine. A inscenare la doppia contestazione anarchici provenienti da diverse zone d'Italia che si sono radunati davanti a Palazzo di Giustizia per la nuova udienza a carico di Juan Sorroche Fernandez, lo spagnolo di 43 anni accusato di aver organizzato l'attentato dell'agosto 2018 al K3, la sede provinciale della Lega a Fontane di Villorba, con la procura che ha chiesto una condanna molto pesante, 28 anni, malgrado dalle accuse contestate sia stata esclusa l'ipotesi di tentata strage. Ormai il processo è addirittura d'arrivo, oggi ha concluso la pubblica accusa con una richiesta tutt'altro che trascurabile, in linea del resto con le contestazioni che sono state mosse e probabilmente riconosciute a processo. Ovviamente spetta alla Corte il giudizio e le parti civili concluderanno la prossima udienza. Ma la richiesta della pubblica accusa ha scatenato la reazione dei contestatori all'esterno, che hanno deciso di marciare lungo il PUT bloccando il traffico e arrivando fino all'altezza della stazione. Lì gli uomini della Celere li hanno convinti a desistere. E penso si commentino da soli, a ciascuno l'analisi
quegli atteggiamenti. I giudici della Corte di Assise pronunceranno la loro sentenza il prossimo 2 luglio rispetto a un caso di estrema gravità. I 2 ordigni posizionati quella sera d'estate al K3 potevano uccidere tanto chi era all'interno della sede quanto le forze dell'ordine intervenute dopo la prima esplosione. Le contestazioni muovono dal dato fattuale, è certamente importante il posizionamento di ordigni esplodenti che abbiano quella micidialità, è cosa che dovrebbe allarmare ciascuno e non solo la comunità locale. E al quartiere Pertini di Mestre torna l'incubo delle occupazioni abusive di case pubbliche. Tra i condomini allibiti, un uomo di nazionalità straniera ha sfondato la porta di un appartamento restaurato con i fondi dell'Unione Europea per persone con difficoltà economiche. Vi raccontiamo tutto nel prossimo servizio. Adesso io sono passato davanti all'abitazione, hanno tolto il cartello che c'era del contributo europeo e stanno facendo da padroni all'interno. Sentiamo che battono, pestano e evidentemente chissà che cavolo stanno facendo. Il quartiere Pertini di Mestre risprofonda nell'incubo delle occupazioni abusive di appartamenti pubblici. Attualmente quelli vuoti sono circa 140. Alcuni hanno addirittura la porta murata e, curiosamente, ancora il campanello con nome e cognome dell'ultimo inquilino. Altri ingressi, invece, possono essere forzati, magari nelle modalità a cui hanno assistito i residenti di via Ignazio Vian attorno alle 17 di giovedì. Sentivano e vedevano un energumeno che tentava di entrare dentro in un'abitazione di quelle chiuse e in effetti è entrato dentro spaccando fuori il cancelletto e spaccando fuori la porta di entrata ed è entrato. Gli occupanti hanno scelto un appartamento di 120 metri quadri e doppio giardinetto realizzato con fondi dell'Unione Europea, la cui targa è stata rimossa prima di barricarsi dentro, come alloggio provvisorio per persone in difficoltà economica. Poi sono venute tre macchine della polizia locale e uno della Digos, i quali hanno preso atto, hanno cercato di parlare con gli occupanti. Gli occupanti c'era una signora con un bambino davanti che si faceva scudo e quindi si sono messi a parlare, però non riuscivano a tirarla fuori. Di occupazioni di appartamenti di edilizia pubblica al quartiere Pertini ne hanno viste a bizzeffe. L'apice una ventina d'anni fa, quando le case occupate erano circa una trentina, occupate da chi sfondava la porta e da chi la porta se la faceva sfondare da pompieri o forze dell'ordine, sostenendo di essersi dimenticato le chiavi dentro. E dentro succedeva di tutto, da chi fondava la sede di una compravendita di automobili a chi apriva un bed and breakfast per una clientela dai mestieri poco ortodossi. La gente si era cominciata ad adeguare a uno stato di vita civile e vedere che adesso iniziano di nuovo le occupazioni anche di gente che non si conosce, quindi straniera anche, no? Che cominciano ad aver paura. E adesso ci prendiamo un'altra piccola pausa pubblicitaria, il nostro secondo break, ma torniamo subito con tante altre notizie, restate con noi. Sono le 12:30, ben ritrovati in diretta con Focus TG in questa domenica 12 giugno, domenica dedicata contraddistinta insomma dalla chiamata alle urne. Lo ricordiamo, seggi aperti dalle 7 alle 23. Per esprimere il voto servirà recarsi nel proprio seggio elettorale con la tessera elettorale e un documento di identità. 5 i quesiti referendari proposti e poi chiaramente nei comuni interessati al voto per l'elezione del primo cittadino ci sarà appunto anche la possibilità di votare per le elezioni amministrative. Detto questo, noi continuiamo con la cronaca, ci spostiamo a Cismon del Grappa perché è previsto fra poco il Bomba Day. Non è escluso che l'ordigno bellico, lo ricorderete, rinvenuto qualche giorno fa, un ordigno da 1000 libbre, possa essere addirittura fatto esplodere sul posto. Vediamo.
dalle analisi ulteriori fatte dai guastatori, insomma la situazione è particolarmente complicata, lo è per la natura dell'ordigno, lo è per la sua collocazione, lo è per la, diciamo, morfologia della valle. Quando si fanno interventi di questo genere bisogna anche pensare, insomma, che ci possano essere eventi di un certo tipo e quindi che possa esserci anche un'esplosione pilotata nel caso in cui diventi impossibile rimuovere l'ordigno. La macchina organizzativa del Bomba Day a Cismona non esclude la possibilità dell'esplosione pilotata sul posto dell'ordigno bellico da 1000 libbre rinvenuto durante alcuni lavori di scavo. Se questi sono i presupposti, ne consegue che tutto l'abitato di Cismon dovrà essere evacuato in un giorno che si presume essere un giorno feriale, perché l'altro aspetto è quello collegato alla viabilità, una viabilità ferroviaria che, diciamo, da questo punto di vista siamo favoriti perché sarà interrotta per manutenzione, però soprattutto la statale 47 e quindi la necessità di diciamo deviare il grande traffico già partendo da lontano, quindi sulle arterie principali, sulla 4, sul Brennero, per poi evidenziare la possibilità di scendere verso Bassano o di salirvi lungo la Feltrina. Noi a brevissimo credo che avremo delle direttive impartite dalla prefettura e non appena avremo questo sarà ovviamente nostro compito informare tutti i cittadini su quelli che sono gli adempimenti da realizzare per questa evacuazione. E sulla tragedia che ha visto lo schianto dell'elicottero di cui abbiamo parlato in apertura, arriva un'ANSA, la leggiamo insieme, proseguono i rilievi tecnici sull'Appennino tosco-emiliano nella zona in cui ieri è stato localizzato l'elicottero precipitato per motivi ancora da chiarire, nel cui schianto sono morte tutte le persone a bordo, 7 i decessi, pilota e 6 passeggeri. L'area interessata è stata messa chiaramente sotto sequestro, ma ci comunica l'ANSA che tra gli alberi e il greto del torrente Lama, zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere, sono stati trovati i detriti dell'elicottero e appunto i 7 cadaveri per lo più carbonizzati che già ieri sono stati recuperati. Dalle condizioni l'impatto deve essere stato fatale, ma sarà solo con l'autopsia che si potranno avere ulteriori chiarimenti. Procede nelle indagini la Procura di Reggio Emilia, il fascicolo aperto, passato da Lucca a Reggio per competenza, è per disastro colposo e omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. I punti da chiarire sul disastro restano diversi: se le condizioni meteo abbiano influito, se ci siano stati problemi di altro tipo, se si sia trattato di una fatalità o se invece ci siano invece delle responsabilità. Insomma, la tragedia bisogna capire se poteva essere evitata o meno. Le risposte dovranno arrivare dalle analisi dei rilievi e dalla scatola nera. Noi adesso apriamo però la pagina dedicata alla sanità, prima con un rapido aggiornamento. Il consueto bollettino Covid: sono 1592 i nuovi casi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Il bollettino regionale non segna vittime, risalgono gli attuali positivi che complessivamente in Veneto sono 28.118, 387 in più rispetto a ieri. In lieve aumento i dati clinici con 438 ricoveri in area non critica, più 5 rispetto a ieri, e un lieve incremento, più 3, delle terapie intensive che complessivamente in Veneto sono 25. E adesso, da una situazione generale che riguarda appunto tutta la sanità veneta, noi adesso ci spostiamo nell'ULSS 7 perché c'è stato l'importante incontro tra i consiglieri dell'area bassanese, della vasta area bassanese, e i vertici appunto dell'ULSS 7, un incontro che serviva per una sorta di faccia a faccia con la direzione generale dell'azienda ospedaliera della Pedemontana, un incontro che serviva per portare al direttore generale Carlo Bramezza le firme e la voce di migliaia di cittadini che lamentano problemi e disservizi all'interno della sanità. Ebbene,
Questo incontro ha convinto a metà e allora adesso i promotori della raccolta firme hanno deciso di cambiare interlocutore. Le quasi 3.000 firme raccolte andranno direttamente al governatore Luca Zaia. Prima la bocciatura da tutto il territorio unito. Poi ieri l'esame di riparazione, ma anche questo non è stato superato. L'incontro tra i promotori della petizione per una sanità diversa, migliore e i vertici dell'ULSS 7 si è rivelato importante ma non risolutivo. Il direttore generale Carlo Bramezza, di fronte alle migliaia di firme portate sulla sua scrivania dai consiglieri comunali di Bassano, ha replicato con numeri e bilanci. Ma chi è intervenuto ha più volte ribadito che non è così, che non è con i numeri né con i grafici che si risolvono i problemi dei cittadini. Noi riteniamo che le nostre richieste non siano state esaudite completamente, nel senso che ci verranno forniti da parte della dirigenza dei dati che ci hanno presentato ieri, però è evidente che questi dati vanno valutati, ma a noi dei dati interessa fino a là, interessa che ci siano dei cambiamenti. Cambiamenti che, come hanno chiesto in molti, significano un'inversione di marcia immediata, un passo indietro da parte di chi gestisce l'ULSS 7. È stato sicuramente un incontro che per noi è stato importante perché abbiamo portato la voce dei cittadini. Dall'inizio non volevano neanche ascoltare, ma abbiamo detto che una sanità non è fatta solo di numeri. È stato un atteggiamento sicuramente di distanza, nel senso quasi di chiusura rispetto alla segnalazione di alcune problematiche. Una popolazione, quella dell'area bassanese, che non intende più accettare ritardi, disagi, disservizi, e a chi dice che continuando nella protesta si rischierebbe la perdita dell'ULSS 7, ecco la replica del consigliere Vernillo. Questo è un timore che non sta né in cielo né in terra, è una cosa che è fuori proprio discussione. È uno spauracchio che si sta mostrando in giro perché si vuole silenziare la parola della gente. E la gente invece deve parlare, il silenzio non salverà il nostro ospedale. Nessuna tregua, fanno sapere i diretti interessati, che vogliono tenere lontano la politica da tutto quanto fatto finora, a partire dalla raccolta firme fino alla bocciatura del DG Bramezza. Credo che questa non è una battaglia una guerra in cui ci devono essere delle tregue, ma è un lavoro costante e continuo di ascolto dei cittadini e di rapporto con le istituzioni e i vertici della ASL perché le cose vadano bene. Non c'è nessuna guerra, quindi non c'è nessuna tregua, si tratta di far andare bene le cose. Il prossimo passo sarà incontrare il governatore Zaia o comunque i vertici della regione. Sì, la volontà è questa, c'è un territorio che ha parlato e sta parlando in maniera chiara di una difficoltà, bisogna portarlo a chi a Venezia gestisce, ha la responsabilità della sanità, sperando che possa ascoltare almeno lui questo grido di preoccupazione che i cittadini stanno sollevando da alcuni mesi. E per l'ennesima volta, restiamo nell'ULSS 7, la troupe di Rete Veneta è stata tenuta fuori dal San Bassiano. Ecco che cosa è successo. Niente da fare, i giornalisti di Rete Veneta e San Bassiano proprio non possono entrare. A maggior ragione se è in corso una riunione fra il DG Bramezza e i promotori della petizione sulla sanità della Pedemontana. Assieme ai sindaci, ai consiglieri e alle firme dei cittadini ci siamo presentati anche noi e sentite com'è andata a finire. La direzione mi dice gentilmente le interviste di farle al di fuori. Le abbiamo fatte al di fuori. Abbiamo intervistato tutti al di fuori, volevamo entrare. Qualche immagine non è possibile. Io seguo quello che mi dicono. Perché mi conferma, dalla direzione ha detto che non si può entrare. Avete sentito bene? Non solo ci viene detto di fare le interviste fuori dai cancelli dell'ospedale e non si capisce perché, ma anche ci viene imposto il divieto di entrare nel nosocomio. Risentiamo. La direzione mi dice gentilmente le interviste di farle al di fuori. Le abbiamo fatte al di fuori. Abbiamo intervistato tutti al di fuori, volevamo entrare. Qualche immagine non è possibile. Io seguo quello che mi dicono. Perché mi conferma, dalla direzione ha detto che non si può entrare. Insomma, la direzione ha dato disposizioni perché Rete Veneta non entri in ospedale per poter informare Bassano e la Pedemontana su quanto viene detto in una riunione importantissima per la sanità locale. Sarebbe molto interessante capire se sulla sponda del Canal Grande, dove si decide della sanità del Veneto e dove si governa la regione, si sia a conoscenza di questa forma di censura, di questo bavaglio che già più volte è arrivato a tentare di ridurre al silenzio chi informa i cittadini su quel che sta succedendo nell'ULSS 7 Pedemontana. Ultimo break pubblicitario, ci rivediamo fra 2 minuti con l'ultima parte del nostro Focus TG. A fra poco.
Ben ritrovati a Focus TG, chiudiamo per un attimo la pagina dedicata alla cronaca, parliamo di attualità, parliamo di problemi legati al territorio, in questo caso parliamo di siccità, perché proprio la siccità rischia di mettere in ginocchio tutte le coltivazioni. Il presidente del consorzio di bonifica Brenta è molto preoccupato per la situazione, vediamo. Quella che stiamo vivendo è stata considerata dall'autorità di bacino la siccità peggiore degli ultimi 70 anni, che interessa anche il nostro Veneto, arrivando sino alla Pedemontana. La conferma del presidente del consorzio di bonifica Brenta, Enzo Sonza. È una situazione molto grave, sono mesi che non piove, ci preoccupa fortemente le falde, le risorgive sono quasi totalmente scomparse, hanno un apporto idrico molto scarso e cominciano ad andare in crisi anche i pozzi, cominciano a attingere quasi metà acqua di quello che normalmente prelevavano, comincia anche a venire su sabbia, è un sintomo della gravità della situazione. E soprattutto nel Bassanese la mente corre subito al nostro fiume Brenta. Brenta è un malato non terminale ma quasi, perché sempre di più si sta manifestando come un torrente e lo vediamo, abbiamo visto il mese di marzo tra l'altro che il consorzio non ha prelevato un litro d'acqua nel fiume, la lasciava lì tutta e il fiume era in secca. E questa è la problematica. Io sono presidente da 8 anni, questa è l'8ª stagione irrigua che deve ancora cominciare e sono 4 volte che chiudiamo i canali perché non abbiamo acqua d'estate. Quanto è a rischio il raccolto quest'anno? È fortemente a rischio perché siamo all'inizio dell'irrigazione. Se fossimo a luglio le direi ci salviamo per 60-70%, adesso tutte le colture sono appena partite sotto questo aspetto, non ci aspettiamo niente di buono. E nonostante insomma tutte le difficoltà, nonostante il clima molto particolare, la stagione olivicola per il momento sembra effettivamente salva. Vediamo. La siccità che sta mettendo a dura prova l'agricoltura e la falda non ha ancora causato gravi danni alla stagione olivicola. Anzi, l'oro verde della Pedemontana sembra essere al sicuro grazie a un finale di primavera caldo e umido. Sembra che la pianta abbia proprio resistito, aveva un po' probabilmente di scorta da parte e dopo la primavera adesso non tanto, ma c'è sempre stato quel clima caldo e umido che è quello proprio che ha permesso un'ottima legagione. La situazione è quindi positiva e ci sono tutte le premesse perché l'annata si possa annoverare fra quelle decisamente importanti per qualità e quantità. Per ora sta promettendo molto bene, è stato un inverno mite, un po' ridotta la quantità d'acqua, però le piante sono riuscite a resistere bene, c'è stata poi in primavera l'acqua, il sole, le belle giornate, una notevole fioritura e adesso anche un'ottima legagione, per cui si auspica che per il momento la stagione vada bene. Non sono però tutte rose e fiori, dato che sulla stagione olivicola incombono anche pericoli di varia natura. Difficoltà future, il controllo dei parassiti, può esserci un eventuale troppo caldo che possa bruciare, però ecco adesso dobbiamo solo sperare che non ci sia la grandine e il controllo alla mosca, che ci sono vari mezzi anche biologici da usare nel caso. E restiamo a parlare di ambiente perché è iniziata la seconda edizione dell'operazione Fiumi proprio di Legambiente Veneto. Vediamo. Il Bacchiglione non sta bene a dirlo. È Legambiente che si appresta ad avviare la seconda campagna Operazione Fiumi, realizzata in collaborazione con ARPAV. Un progetto che mira a fotografare lo stato dei fiumi veneti. I parametri sotto la lente di ingrandimento saranno il batterio Escherichia coli, i fallati e il glifosate. Bacchiglione e Retrone sono due fiumi per cui scatta anche nel 2022 un allarme rispetto a criticità per quanto riguarda la depurazione. La presenza di batteri fecali che segnalano la scarsa o mancata depurazione dei corsi d'acqua oppure sversamenti illegali avvenuti lungo il suo scorrere dimostrano che persistono criticità in entrambi i fiumi e che queste debbono essere ricercate con molta più solerzia da parte degli amministratori locali. Una campagna anche di sensibilizzazione che coprirà tutto il Veneto.
Questa campagna è stata possibile realizzarla grazie al contributo di oltre 50 giovani volontari che hanno partecipato ad un percorso di formazione sia teorico che sul campo e ci hanno aiutato nelle attività di monitoraggio e campionamento durante il mese di maggio. Attraverso poi 8 appuntamenti da qui fino al 9 luglio attraverseremo tutti i fiumi del Veneto per comunicare ed informare la cittadinanza sui risultati delle nostre analisi, ma non solo, attraverso poi appuntamenti e attività realizzate in collaborazione con i circoli di Legambiente sul territorio e con altri partner, proporremo appunto anche attività di sensibilizzazione e volontariato ambientale lungo i principali corsi d'acqua della nostra regione. Parliamo adesso di vacanze, perché finite le scuole molte famiglie stanno già programmando i loro viaggi. Che estate sarà quella che ci aspetta? Lo abbiamo chiesto ai bassanesi. Lei ha già programmato le vacanze? No, Stella, non programmo niente perché ho una certa età e... No, ma se posso vado con mia figlia che ha una casetta in Croazia, sì. Non abbiamo niente in programma, ma abbiamo già fatto e quello che abbiamo fatto ci basta intanto. Noi facciamo sempre l'Abruzzo ed è bellissima. Noi abbiamo fatto sempre la Riviera Adriatica, è una meraviglia. Tranquillo e adesso che c'è anche poca gente. Faremo qualcosa sicuramente, adesso vediamo. Non avete prenotato ancora niente? No, al momento no. Qualche idea, qualche sogno? Tanti. Bene, dai, comunque il periodo più o meno, quando è che andrete via? Per agosto, ovviamente, un classicone, sì. E ci sarebbe voglia di fare cosa? Mare? Sicuramente mare. Per il momento non vado in vacanza, comunque insomma... Non hai programmato nulla per quest'estate? No, andrò magari un po' in montagna, ma verso settembre. Abbiamo programmato le ferie perché siamo dall'Australia e allora ogni anno si veniva a Bassano del Grappa, però per 3 anni, come lo sai, il Covid ha rovinato tutto e adesso siamo qui ancora. È bellissima come sempre Bassano. Come mai questo amore per Bassano? Perché è bella e c'è un bel, come dice, gente bella, mangiare, bere, tutto cosa. No, non ho programmato, penso che non andrò da nessuna parte. C'è voglia di vacanza? Beh, ovvio, sì, sempre. Lei ha già programmato le sue vacanze? Sì. Posso chiederle dove andrà? Sì, al momento Grecia e montagna. Ok. Insomma, un bel programma. Sì. Si muoverà con la famiglia, immagino. Avete già prenotato? Sì, già fatto tutto perché l'anno scorso eravamo non alle strette, ma nel senso c'era tanta voglia di muoversi anche l'anno scorso e quindi onde evitare magari code, ombrelloni, prenotazioni eccetera, quest'anno mi sono tutelata e ho già fatto tutto con largo anticipo. E nel prossimo servizio parliamo del boom di prenotazioni che si registrano a Jesolo, ma si cercano disperatamente bagnini. Si fa fatica a trovare personale per la stagione estiva. Al mare arrivano i turisti, ma c'è carenza di bagnini e lavoratori stagionali, dal cuoco al personale negli hotel e così per camerieri, baristi e commesse nei negozi. Insomma, il lavoro c'è, ma non chi lo deve svolgere. Problema annoso, ma aggravatosi con la situazione pandemica e di crisi internazionale e che si riflette direttamente sulle spiagge del nostro litorale. È cambiata l'ordinanza di balneazione e prevede soprattutto in luglio e agosto più personale perché richiede di coprire più ore. Problema questo della carenza di bagnini, tamponato grazie soprattutto agli studenti. Si sono presentati tutta una serie di ragazzi che hanno fatto il brevetto di salvataggio con l'estensione a mare. Ragazzi che finiscono le scuole, magari che sono in pausa dagli studi universitari e che andranno a sostituire gli altri assistenti abbagnanti proprio in queste ore. E poi, se si trova il personale in questione, rimane da risolvere il problema del loro alloggio. È difficile per loro trovare un alloggio e spesso rischiano di andare a erodere parte di quello che guadagnano. Fortunatamente la buona notizia arriva dai dati sulle prenotazioni. Le prenotazioni per il resto della stagione
dati ad oggi rispetto a dati ad oggi del 2019 sono migliori del circa il 4%, e quindi la stagione si prospetta un'ottima stagione. Ma c'è anche il rovescio della medaglia, abbiamo sentito prima tanti bassanesi pianificare comunque viaggi e vacanze, c'è però anche chi in tutto questo momento di crisi economica vede insomma un futuro difficile e allora sceglie di non partire, o meglio, sceglie vacanze ecosostenibili, magari in bicicletta, magari a piedi sulle montagne del Veneto, perché il caro benzina influisce e non poco su determinate scelte. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Aumentano i costi della benzina, aumentano i costi di bollette e materie prime, ma tutto questo in che modo andrà a inficiare sulla scelta dei bassanesi per quello che riguarda le vacanze? Insomma, si partirà lo stesso, si andrà lontano o si preferirà magari una estate ecosostenibile a piedi o in bicicletta qui nel territorio? Lo scopriamo insieme. Io sono qua a piedi da Braganze per non usare l'auto. Quindi io il mio lavoro lo faccio. Quindi vacanze green? Ma non lo so, non ancora deciso proprio, però può essere anche. Ci si va con moderazione, magari a piedi e in montagna comunque. Guardi, io parlo da cassa integrato, quindi penso che sarà difficile andare in ferie, però vedo che tutti quanti cercano di andarci. La vacanza è la cosa che si deve fare. Dopo anni di passione è giusto andare in vacanza. Bicicletta, vado in piscina. Si va in vacanza dove si deve andare. Con una crisi che sicuramente non sarà breve, dovremmo un attimo pensare che forse conviene fare un po' di economia e di pensarci prima di fare una cosa del genere. E la festa di Sant'Antonio di Padova torna in diretta su Rete Veneta, una lunga giornata che ci prepariamo a vivere insieme. I primi pellegrini già pronti a entrare in Basilica all'alba, il sagrato che in questo 2022 tornerà a riempirsi di devoti e fedeli, la porta maggiore del santo che si apre e poi il crescendo di emozioni che ci porterà insieme alla solenne processione delle reliquie della statua di Antonio lungo le vie della città dopo la celebrazione eucaristica delle 17. Sarà un 13 giugno che vivremo ancora insieme con il network Media Nord-Est che sull'emittente Rete Veneta, canale 14 del digitale terrestre, porterà questa straordinaria giornata di fede e devozione nelle vostre case. Con voi abbiamo vissuto la festa negli anni della pandemia. Nel 2020 siete idealmente saliti sull'elicottero dell'esercito che ha portato la reliquia del santo sulle terre venete colpite dal virus, con quello straordinario momento di preghiera vissuto nell'ospedale di Schiavonia, con i malati affacciati dalle finestre e poi l'uscita a sorpresa della statua di Antonio nel pomeriggio e la solenne sosta all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova. Un abbraccio ideale proseguito nel 2021, quando la reliquia dell'avambraccio di Antonio, custodita nella Basilica della Salute di Venezia da 369 anni, è tornata al santo via acqua accompagnata dal patriarca Francesco Moraglia. Un viaggio seguito passo passo e documentato fino allo straordinario corteo in Canal Grande del 20 giugno che ha riaccompagnato la reliquia alla salute. Una festa del santo che tocca i cuori dei fedeli che affidano alla sua intercessione una preghiera, un'invocazione, un voto. Una festa del santo che anche quest'anno il network Media Nord-Est vivrà minuto dopo minuto accanto a voi dall'alba al tramonto a partire dalle 5:30 di lunedì 13 giugno. E cresce, è come se cresce la famiglia di Cicogne che ha trovato casa a Cartigliano. Cresce e come se cresce la famiglia di Cicogne che si sono accasate qualche settimana fa a Cartigliano. La notizia che erano state deposte le uova sul nido costruito su di un traliccio a 2 passi dalla Brenta aveva reso felici tantissime persone in tutto il Bassanese. E ora le immagini di Fulvio Bicego confermano che la famiglia è in salute. Eccoli i piccoli che iniziano a stare un po' stretti nel nido sotto gli occhi dei genitori impegnati a racimolare qualcosa da mettere sotto i denti, il becco.
Tra un po' prenderanno il volo tutti quanti, ma Cartigliano e la Pedemontana rimarranno con il naso all'insù per salutarne il ritorno quando sarà arrivato il momento. E questo era il nostro ultimo servizio per oggi. Vi ricordo gli appuntamenti di questa sera con l'informazione su Rete Veneta, con TG Bassano e con TG Vicenza. Domani, come sapete, seguiremo per l'intera giornata i festeggiamenti del 13 giugno per le celebrazioni di Sant'Antonio con una lunghissima diretta che partirà dalle 5:30 del mattino, quindi domani non andrà in onda Focus TG, noi ci rivedremo martedì puntuali alle 12. Grazie e buona giornata a tutti.